siamo, è confermata, è scritta sul tabellone, ora è ufficiale, la medaglia d'oro per la nazionale italiana cuochi qui delle Olimpiadi di Stoccarda. Ciao! Italia protagonista e molto veneto alle Olimpiadi di Stoccarda, le Olimpiadi der Cook, dove la squadra italiana della nazionale cuochi ha strappato una medaglia d'oro nella sfida Restaurant of Nation, un team affiatato e ricette a base di prodotti nazionali che coniugano tradizione e modernità e che qui in Germania, di fronte ad una giuria molto attenta e preparata, hanno dovuto naturalmente però anche adattarsi agli stili della cucina internazionale. Infine, le 3 portate scelte dagli azzurri dei fornelli hanno convinto i giurati ed anche il pubblico di 110 assaggiatori che ha composto il verdetto. Vicentino è il general manager della nostra nazionale Gianluca Tomasi, mentre il team manager è Pierluigi Ardito. Tra gli altri veneti della squadra Marco Tomasi di Vicenza e Giorgia Ceccato di Padova. Già in prima giornata il Veneto aveva riempito il medagliere con 7 titoli. Quella di Stoccarda è la 27ª edizione delle Olimpiadi della cucina, una competizione prestigiosa che si svolge ogni 4 anni in Germania, dove si sfidano più di 1200 cuochi da 55 nazioni diverse. Tra i veneti si è distinta l'associazione Assocuochi Serenissima della provincia di Venezia, ispirata a Ligabue, con una tigre realizzata con semi e spezie e un alveare inciso nel formaggio. Un lavoro fatto di pazienza, esperienza ed arte che i giudici tedeschi hanno apprezzato moltissimo. Da Belluno invece è arrivato Daniele Selle, le cui sculture rappresentano la rinascita dopo la tempesta Vaia e hanno conquistato la giuria. Sempre tra le sculture di formaggio, da Treviso la ghiotta opera di Matteo Padoan, ispirata ai disegni thailandesi. Tra gli altri veneti in gara c'erano anche Massimo Lorenzoni di Padova con un'opera in zucchero pastigliaccio e Fabrizio Frongia, piemontese d'origine ma trevigiano d'adozione.